65 vittime sul lavoro in Veneto nei primi 8 mesi del 2022. Lo scorso anno se ne contavano 63. Questi numeri di un dramma che nella regione non conosce fine e l'ultimo caso, l'elettricista quarantenne morto investito in un parcheggio di un'azienda a Montorio, frazione di Verona, lo testimonia. Il Veneto è al terzo posto nella graduatoria nazionale dopo Lombardia con 74 morti bianche, Lazio e Piemonte a quota 45. I dati di agosto però testimoniano una buona notizia. Rispetto al mese precedente il Veneto è passato da una precedente zona arancione a una zona gialla, quindi c'è stato un miglioramento in base all'indice infortunistico mortale medio. Quello italiano è pari a 22 vittime ogni milione di lavoratori. Nella regione il dato si ferma al 20,7. Ma che cosa si può fare per invertire definitivamente la rotta? Innanzitutto finanziare in modo diverso gli interventi per la sicurezza e questo viene fatto dall'INAIL. Bisogna spendere i soldi che ci sono a disposizione, attualmente risultano 800 milioni da spendere degli esercizi precedenti che sono fermi lì. Poi sicuramente insistere con le attività di formazione e informazione ai lavoratori e soprattutto anche i controlli.